Cornedo, un tabaccaio di Valdagno, è riuscito ad evitare una rapina ai suoi danni e pur ferito a far fuggire i malviventi. L'uomo era intento a trasportare un carico di sigarette del valore di circa 3.000 euro con un furgone dai Monopoli di Stato di Vicenza alla sua tabaccheria di Valdagno, un percorso abituale per rifornirsi di sigarette che questa volta però è stato seguito dai rapinatori intenzionati a cogliere un momento propizio. Infatti verso le 11 i due malviventi hanno approfittato di una sosta a Cornedo del tabaccaio in un piazzale lungo la provinciale 246. L'uomo aveva parcheggiato allontanandosi dal veicolo per effettuare una commissione. I due hanno quindi forzato il portellone del furgone impossessandosi dello scatolone delle sigarette. Il tabaccaio però, resosi conto di quanto stava accadendo, è intervenuto di corsa, affrontando i malviventi che, colti in flagrante, hanno immediatamente desistito nel loro proposito dandosi alla fuga. Abbandonato lo scatolone a terra, i rapinatori avrebbero scagliato violentemente il portellone del veicolo contro il tabaccaio, ferendolo con una prognosi di 15 giorni, rallentando l'inseguimento e riuscendo alla fine a dileguarsi a bordo di un'auto grigia. Tutti i dettagli sono stati denunciati ai carabinieri di Valdagno, che ora stanno indagando.